Oggi giornata di mercato qua nella città di Conegliano, un mercato inusuale rispetto a quella che era la tradizione del venerdì mattina. Meglio o peggio di prima? Peggio perché la gente non viene fuori solo per gli alimentari, viene fuori si cenga dell'altro, capisci? Se no cosa fa qua? Quindi in giro, secondo me se va avanti così non è che non lavoriamo solo noi, anche i bar andranno male, tutti quanti in questa situazione qua. Non so perché qui mi sembra che la gente è educata, sta distanziata, non è che è sprovveduta a queste storie qui. Comunque penso che duri poco questa storia, no? O no? Sotto il profilo delle vendite è un po' più rallentato, però sotto il profilo sicurezza siamo molto più sicuri, si lavora più sicuri per il contagio del Covid. E sotto il profilo vendite naturalmente è un po' più magro perché non c'è gente, c'è un po' meno gente, un po' meno afflusso. A livello di vendite, quanto ammonta la perdita che avete riscontrato e si potrebbe fare qualcosa per farle risalire? Siamo oltre il 50%, non saprei cosa fare per poterle fare risalire, se non aprire il mercato come prima, ma con i nuovi DPCM non so se è possibile qui a Conegliano, avendo un mercato grande disposto in più vie e in più piazze. Per me era meglio prima perché facevo la passeggiatina con le altre bancherelle, capisce? Ma comunque all'infuori di quello sono cliente fissa qua del signor Stefano. Sappiamo che viviamo momenti eccezionali, È così perché è un momento particolare, se no è sempre meglio come era prima, naturalmente. Così c'è più gente che va in giro. E lei è appena arrivato qua al mercato di Conegliano, che cosa ne pensa? È meglio come adesso o era meglio nella versione tradizionale? Nella versione tradizionale, più gente, più persone che girano. Oggi è desolante, una desolazione. Che cosa ne pensate del mercato organizzato solo per generi alimentari? Secondo noi è un'idea che può essere valida, comunque il distanziamento è garantito. E tu cosa dici? E anche per i vestiti alla fine ci sono sì negozi, mi dispiace per gli altri punti vendita del mercato, però se si deve dare spazio la priorità è questa, cioè la priorità è l'alimento. Purtroppo per le cose che si va incontro adesso è giusto che sia così, però come miglioramento così siamo un po' handicappati perché giustamente non c'è il mercato che in teoria deve essere completo, però dall'altra parte sì, se si vuole lavorare un po' devono fare così. Mercato di Conegliano, meglio o peggio di prima? Ma sei matta, qua è un disastro, una catastrofe questa. No, molto peggio. Sì, ormai siamo alla frutta, forse più. A livello di vendite quanto ammonta la perdita? Io sono sotto all'incirca, io sono più che altro un fierista che mercato, io sono a una perdita dell'80%, sarà un 20%, sì. 80% di perdita proprio. Questo mercato qua penso che sia valido farlo in questo sistema. Lei si sente sicuro nel fare le compere? Ho più paura stavolta che la prima volta che le venivo. Cioè ho più timori adesso, insomma, ecco. Per quello che riguarda il Covid. Mi sembra molto ottimo, la gente gira bene, è un po' piccolo rispetto alle altre edizioni, ma comunque va bene, dai. La salute prima di tutto. È un peccato per la città, però è sempre bello venire al mercato del pesce, vengo ogni venerdì e mi fa sempre piacere. Come era prima era un po' caotico anche, e un po' ridotto penso che sia una bella cosa. Secondo me, io non è che faccio grandi acquisti, compro solo articoli mangerecci più che altro.